Un nuovo ecocentro aperto sia alle utenze private che a quelle non domestiche. A inaugurarlo questa mattina negli spazi dell'ex mattatoio comunale a Pratosardo il comune di Nuoro, che va a integrare il servizio all'utenza degli altri due ecocentri gestiti dalla società Ecomune, quello di Fontana Buddia e quello di Pratosardo. Questo nuovo ecocentro è un ecocentro di tipo B che sarà aperto anche alle utenze non domestiche, oltre che alle utenze domestiche. Potranno conferire tutti i rifiuti urbani e anche le utenze non domestiche, tutti i rifiuti urbani tranne i rifiuti speciali che sono propri della produzione. Un traguardo di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Questo ecocentro è un ecocentro di tipo B, quindi è rivolto anche alle attività produttive, un'ulteriore risposta alla cittadinanza, inoltre avrà orari complementari rispetto all'ecocentro di Fontana Buddia. Quindi sarà disponibile per i cittadini un ecocentro o l'altro ogni giorno della settimana, mattina e pomeriggio. Un'opportunità in più per smaltire correttamente i rifiuti, un ulteriore passo in avanti nella promozione delle pratiche ambientali responsabili per Nuoro, inserito tra i circa 100 comuni italiani della rete dei comuni sostenibili, con risultati che lo pongono tra i comuni più attenti alla sostenibilità in Italia. Per quanto riguarda la raccolta differenziata e tutto il comparto dell'igiene urbana, a me non resta che ringraziare lo straordinario operato della società Ecomune e di tutti i dipendenti e del settore ambiente del comune di Nuoro.